Giovani sono quelli che danno se stessi per servire gli altri. Sentiamo con Raffaele Fichera. Oggi, nel dramma della pandemia, di fronte a tante certezze che si sgretano, di fronte a tante aspettative tradite, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice a ciascuno: coraggio. Le palme e il rito della passione del Cristo nel deserto della Basilica, allegoria della sofferenza di questo momento ed anche invito alla speranza profonda, a mettere ordine tra quel che più conta, vicinanza, rispetto, amore per gli altri. Cerchiamo di contattare chi soffre, chi è solo e bisognoso. Non pensiamo solo a quello che ci manca, pensiamo al bene che possiamo fare. Può essere difficile, via crucis, dice Francesco, ma è l'unica via percorribile, la sola, ora, ad essere vincente. Vorrei dirlo specialmente ai giovani. Guardate ai veri eroi che in questi giorni vengono alla luce. Non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno se stessi per servire gli altri. E sono tanti gli italiani che oggi hanno esposto